È stata identificata nel Veneto, nel laboratorio di microbiologia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, una nuova variante del Covid, finora non sequenziata in nessun'altra regione d'Italia. È la mutazione XI, già diffusa in Inghilterra, dove per gli scienziati sembra essere il 10% più trasmissibile di Omicron 2. Che è composta dalla testa della Omicron 1 e dalla coda, diciamo così per dire, della Omicron 2, cioè porta le caratteristiche della proteina S della Omicron 2. La mutazione XI è stata riscontrata in 2 pazienti. Allora, l'abbiamo riscontrato in un pediatrico, quindi in età non elegibile per la vaccinazione, e un giovane adulto che aveva subito il ciclo vaccinale completo. I 2 pazienti adesso sono sotto osservazione, stanno bene. Il pediatrico sostanzialmente ha risolto la situazione e si è negativizzato in 48 ore, il giovane adulto è in via di clearance totale del virus con sintomatologia lieve e moderata. Ora bisognerà cercare di capire che grado di diffusione potrà avere questa nuova variante. Sostanzialmente rispetto alla Omicron 2 non sembra cambiare, ovviamente i casi sono modesti, quindi non possiamo fare una previsione se aumenta la capacità diffusiva. In questa settimana stiamo conducendo un'ulteriore sorveglianza per verificare se sono stati solo 2 casi isolati oppure se questa variante sta in qualche modo prendendo piede anche rispetto alla Omicron 2. Per i ricercatori del laboratorio di microbiologia i pazienti non fanno parte di uno stesso focolaio. No, perché sono 2 casi non correlati tra di loro, indipendenti e anche avvenuti in momenti diversi. Lo zooprofilattico delle Venezie ha segnalato il caso all'Istituto Superiore di Sanità del virus non identificato nel resto d'Italia. Gli scienziati ora sperano, essendo presente la proteina spike di Omicron 2, che i vaccini la blocchino in alta percentuale per quanto riguarda la malattia grave e il decesso, ma in forma minore sul fronte dell'infezione.